Buongiorno, ben ritrovati con Focus. Apriamo questa edizione di Focus TG con il delitto di Venezia. Un uomo, un immigrato clandestino, ucciso con un colpo di fucile alla testa da un trasportatore. Sentiamo tutti i particolari da Filippo Fois. Un uomo è morto, un altro si trova al carcere Santa Maria Maggiore di Venezia. La città è sotto shock per il delitto efferato che si è consumato sabato notte in una zona peraltro molto trafficata, in un orario in cui ci sono ancora diversi passanti tra Campo San Geremia e il Ponte delle Guglie. Il titolare era lì che puliva, sembrava il macello comunale perché era sangue che veniva fuori da tutte le parti. Col boccio che puliva, lavava per terra, tirava fuori i frigoriferi, lavava per terra. Nelle parole di un testimone oculare che ha preferito rimanere anonimo, la scena agghiacciante che si presentava a chi fosse passato la mattina presto in Salizzada San Geremia, a 2 passi dal Ponte delle Guglie. Poche ore prima, all'interno del bar Halal Food, il corpo di Ben Mallat, 25enne tunisino irregolare in Italia, giaceva a terra raggiunto al volto da un colpo esploso da un fucile a distanza ravvicinata. Erano le 23:30. Tutti attorno qua hanno sentito, penso, perché era impossibile non sentirlo. Non sono riuscito a distinguere il colpo di pistola o di arma da fuoco, perché non sono un cacciatore né sono avvezzo a sparare, ma concettualmente ho sentito un botto secco, infatti mi ha detto che era un fucile, infatti il colpo era bello forte, cioè era una bella botta. Una sequenza drammatica e agghiacciante, una tragica scena di morte e sangue che ha riportato alla mente un altro delitto, sempre nella stessa zona, più di 30 anni fa, ai tempi della Marà del Brenta. Siamo in uno dei punti maggiormente trafficati della città, sulla strada che porta alla stazione ferroviaria, a quell'ora con poche attività aperte. Accusato di omicidio volontario in quello che appare un brutale regolamento di conti, quasi un'esecuzione, con un fucile a canne mozze calibro 12, privo di matricola, illegalmente detenuto e poi ritrovato in un canale, e un veneziano di 33 anni, Raffaele Marconi, residente con moglie e figli poco distante dal luogo del delitto. Marconi lavora da diversi anni per Laguna Trasporti e Manutenzioni, ha già precedenti di polizia alle spalle, è stato rintracciato nella propria abitazione dai carabinieri, ora si trova rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore in stato di fermo. Resta da capire con certezza il movente dell'omicidio, che non parrebbe legato a motivi passionali, non si esclude lo spaccio di stupefacenti. Il prefetto Michele Di Bari ha rivolto un plauso ai carabinieri e alle forze dell'ordine, arrivati in breve tempo ad individuare il presunto colpevole. Ora è il pubblico ministero Davide Nalin a coordinare le indagini in corso. Il veneziano e il tunisino sono stati visti litigare in Campo San Geremia, una lite che poi era sfociata in una rissa, dopodiché si sono lasciati e alla fine il tragico epilogo nel bar che si trova in Salizzada San Geremia. Come detto, la città è sotto shock. Un omicidio a colpi d'arma da fuoco nel cuore di Venezia, in mezzo alla gente, ha lasciato la città sotto shock. Assessore al commercio Sebastiano Costalunga conosce bene Cannaregio e ricorda come la Smart Control Room sia stata d'estremo aiuto all'intervento delle forze dell'ordine. Il problema notturno c'è, ci sono stati degli accoltellamenti da parte di soprattutto la zona, diciamo, legata alla vita notturna, dove spesso e volentieri persone extracomunitarie fanno spaccio, droga, gira, e la polizia sicuramente sta cercando di intervenire. Adesso vedremo, insomma, qual è la natura del gesto. Cannaregio è uno dei sestieri ancora popolati e vivi di Venezia. Alberto Alberti dell'associazione Masegni Nissioeti è passato in Salizzada San Geremia qualche ora dopo. Io sono passato alle 5:30 per andare al lavoro, come faccio di solito, ed era ancora tutto transennato e niente, c'erano ancora 2 carabinieri. Ci sono sì molte telecamere, però bisognerebbe avere più pattuglie. Anche Monica Poli, dei cittadini non distratti, volontari anti-borseggio, abita a Cannaregio e conosce bene le dinamiche del sestiere. Questo è un episodio gravissimo, purtroppo di episodi diciamo meno gravi ne abbiamo avuto nell'ultimo anno, tra qualche accoltellamento come tutti
ben sanno. Come ripeto sempre, ci vuole più forze dell'ordine in campo e più potere alle forze dell'ordine. Matteo Secchi di Venezia.com interpreta l'omicidio come un fatto slegato rispetto alla diminuzione di sicurezza che comunque si sta registrando a Venezia. Canareggio io ci sono nato e cresciuto, indubbiamente negli ultimi anni i fatti si sono moltiplicati e le persone che girano di notte per queste strade sono assolutamente poco raccomandabili. Omicidi qui non si vedevano da parecchio tempo. Io l'ultimo omicidio efferato che ho assistito è stato l'omicidio di un mio carissimo amico, Paolo Granzo, che è stato ammazzato credo una quindicina di anni fa, 20 anni fa, qui nel suo magazzino. Un delitto compiuto dal suo dipendente moldavo. E questo era Matteo Secchi di Venezia.com. Andiamo avanti con la cronaca nera. Era uscito per comprare dei farmaci perché stava molto male, aveva una gastroenterite, ma tornando a casa è stato travolto e ucciso da un treno. La tragedia è avvenuta sabato sera all'altezza del passaggio ferroviario di Montà, siamo a Padova, in un tratto dove la massicciata non è protetta da barriere. La vittima è un 53enne idraulico residente in via Peano, Giovanni De Faveri, originario di Motta di Livenza. Poco prima di essere ucciso dal treno aveva avvertito la sorella che stava tornando dalla farmacia a piedi perché si era guastata la macchina. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato dagli agenti della Polfer, la polizia ferroviaria, lungo la massicciata con i segni sul fianco dell'impatto con il treno. Il 53enne probabilmente è stato colto da malore ed è stato risucchiato dal convoglio e quindi urtato mortalmente. Vediamo come titola su questa vicenda il Mattino di Padova. Padova ucciso dal treno all'idraulico De Faveri, evidentemente era un professionista noto in città, era disorientato, ha sbagliato strada. E poi altri titoli dal Mattino di Padova: truffe agli anziani, arriva la stretta fino a 6 anni di carcere, l'ha deciso il governo, si è spenta Lella Lando Carraro, una pioniera del calzaturiero fotovoltaico, crescono le richieste, nel Padovano i maxi parchi prenotano 182 ettari. E c'è un bilancio di 4 arresti in 3 giorni per gli agenti della questura impegnati nei controlli antidroga. Vediamo com'è andata. Aveva ingoiato 100 grammi di cocaina divisi in 10 ovuli e il suo comportamento sospetto non è sfuggito ai poliziotti delle volanti quando l'hanno visto lanciare un pacchetto di sigarette sotto un'auto in sosta. Dentro c'erano 6 grammi di marijuana, ma il fatto è che in tasca il nigeriano 32enne aveva 2.400 euro in contanti. Arrestato e portato in questura, l'uomo ha dato in escandescenze cercando di buttarsi sotto il tram. Accompagnato in ospedale, sono stati recuperati gli ovuli con la droga. Intanto il bilancio dei controlli della questura è di 4 spacciatori arrestati in 3 giorni. I primi sono stati un 31enne tunisino, ben noto alle forze dell'ordine, e un connazionale di 23 anni. Si sono appartati in una zona poco trafficata, incontrando i clienti a cui cedevano la droga. Intervento dei poliziotti, fermati i pusher, recuperate una ventina di dosi di droga tra cocaina e hashish, ma anche soldi, una mazza da baseball e un coltello, e identificati alcuni clienti. Irregolari, i 2 sono stati accompagnati al centro di espulsione di Trapani. E poi arrestati anche altri 2 tunisini ventenni, uno incensurato, uno già noto alle forze dell'ordine. Il primo sorpreso mentre nascondeva droga vicino al muro di cinta di una scuola di Via dei Colli, il secondo mentre vendeva droga a Vigo d'Arzere. Entrambi sono stati espulsi. Migrati clandestini, sempre protagonisti di tante vicende di cronaca nera. Oggi a Lampedusa sono sbarcate altre 576 persone, di nuovo al collasso Lab dell'isola, e ancora tante parole, tante iniziative, ma gli sbarchi non si fermano. A Marconna un ladro senza cuore, non sappiamo di chi si tratti, ha rubato le decorazioni di Natale, perché arrivano anche a questo, e ovviamente tanti bambini in lacrime.
Sono le 3:50 del mattino appena trascorso, Gaggio di Marcon, mentre in casa tutti dormono con i bimbi, fuori nel giardino privato e recintato dell'abitazione il raid è in corso. Il furto è ripreso in diretta dalle telecamere di videosorveglianza della famiglia Rossi, qui in via Papa Giovanni XXIII. Scusa, ma mi viene da piangere. Si commuove, ancora scossa e sotto shock. Sara piange da stamani, da quando è stata derubata, e con lei i suoi bimbi. Il ladro, che Sara nel suo post Facebook chiama Verme, si è portato via tutte le decorazioni natalizie da giardino, comprate solo ed esclusivamente per dar gioia ai suoi bimbi, dice. E avevamo qui dei lampioni sempre solari, uno qui e uno appoggiato di là. Lui si è preso questi lampioni, ha girato per il giardino come fosse una torcia. E oltre a questo ha preso gli zuccherini sempre illuminati dei bambini e ha preso un po' di roba. Il raid immediatamente denunciato alle forze dell'ordine, da cui però non sarebbe arrivata alcuna rassicurazione. I carabinieri ci hanno risposto: sono entrati dentro casa? No. E quindi noi non possiamo farci niente. Cioè, non ho capito, il ladro comunque è entrato dentro casa vostra perché era dentro al vostro giardino? È proprietà privata, quindi non è un parchetto pubblico, cioè il giardino è nostro. Però non possono farci niente. I carabinieri le hanno detto così? Sì, a mio marito le hanno detto così. Certo è che con il potenziamento delle misure di sicurezza in casa, che prenderanno presto come provvedimento, ora insieme ai vicini chiederanno anche un intervento del comune. Io non ho mai visto una pattuglia qui, mai. Insomma, una tripla grave delusione, poca cosa da un punto di vista economico, ma il ladro, rubando le decorazioni dei bimbi, ha sottratto anche i loro sogni e con essi la spensieratezza e la loro fiducia verso il prossimo e non ultima, il Natale, incalza Sara disperata. E sono un po' così, infatti questa notte sicuramente dormiranno con me. Servizio di Anna Maria Parisi. Tradite dalle telecamere di videosorveglianza sono state identificate e denunciate le autrici di furti nelle auto a Montegrotto Terme. Si tratta di due donne di Piove di Sacco di 56 e 19 anni. Lo scorso 22 e 28 ottobre, nel parcheggio di uno dei più grandi hotel della località termale, due ospiti avevano denunciato di aver subito il furto all'interno delle loro automobili. Grazie alle immagini di videosorveglianza, i militari sono risaliti alle presunte responsabili, due donne già conosciute alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Le indagate sono accusate di furto aggravato in concorso. E c'è stato un intervento del soccorso alpino sui colli Euganei per trasportare un escursionista ferito. È uno dei tanti incidenti che si verificano in montagna ma anche sui colli. Vediamo. Una passeggiata sui colli Euganei si è trasformata in una brutta disavventura per una 60enne veronese. L'escursionista sabato, lungo un sentiero del Monte Ceva nel territorio di Montegrotto Terme, dopo una caduta si è fratturata una caviglia. Impossibilitata a rientrare, ha allertato il 118 che con l'ausilio del soccorso alpino è intervenuto. La donna è stata raggiunta da 7 soccorritori che l'hanno caricata su una barella e trasportata per 300 metri fino alla strada dove è stata affidata alle cure dei sanitari di Abano Terme. E veniamo alla tragedia di Giulia Cecchettin, uccisa da Filippo Turetta, che è attualmente nel carcere di Verona, dove ha chiesto di incontrare i genitori. Il 1° dicembre ci sarà l'autopsia sul corpo della povera studentessa e ancora non è stata fissata la data dei funerali. Sentiamo intanto in diretta da Padova Valentina Visentina. A te, Valentina. Sì, buongiorno direttore, non è ancora stata fissata la data dei funerali di Giulia Cecchettin e inoltre si attende anche la conferma ufficiale dell'autopsia per il 1° di dicembre all'Istituto di Medicina Legale, perché era una notizia che era stata data la scorsa settimana, ma ancora pare che appunto ci voglia una ulteriore conferma per definire la data dell'autopsia per il 1° di dicembre e poi di
di conseguenza la data dei funerali che si celebreranno qui alla Basilica di Santa Giustina con un momento pubblico molto partecipato e poi a Saonara invece per un momento privato. Intanto comunque qui a Santa Giustina stanno ovviamente iniziando a stabilire anche tutte le misure di sicurezza, proprio perché si prevede una vasta partecipazione di persone, e tanto che insomma si pensa che potrebbe essere anche coinvolto Prato della Valle proprio per contenere la folla di persone che vuole partecipare all'ultimo saluto della ragazza, di Giulia Cecchettin. Ma intanto appunto dal carcere di Verona, dove si trova recluso da sabato Filippo Turetta, il suo assassino, ci sono le prime novità. Oggi intanto dovrebbe vedere per la seconda volta il suo avvocato Giovanni Caruso, il legale che lo ha incontrato sabato sera al suo arrivo, ma che oggi appunto dovrebbe rivederlo alla luce insomma dell'interrogatorio di garanzia domani davanti al giudice, proprio per stabilire insomma e incontrare il suo cliente. Ma sentiamo le parole dell'avvocato Caruso, rilasciate appunto sabato dopo il primo incontro con Filippo Turetta. È molto provato. I tempi per un colloquio avente ad oggetto l'allestimento, la predisposizione di una difesa vuoi materiale, vuoi tecnica, non ci sono stati. È disorientato, come ho anticipato, condizioni di salute per quanto riguarda gli esami diagnostici che mi sono stati rappresentati, condizioni di salute accettabili. La presenza o meno dal punto di vista appunto intellettivo e della capacità di orientamento, io non sono un esperto, dico che sono riuscito ad avere un'interlocuzione accettabilmente comprensibile e intelligente. Cosa avvocato in isolamento? Il ragazzo non ha detto sostanzialmente nulla, non abbiamo affrontato nei dettagli i profili della difesa materiale in questo momento. Avvocato? È adeguatamente assistito e protetto in una carcere di grande sicurezza, tranquillante dal punto di vista della anche sorveglianza contro eventuali situazioni suscettibili di essere degenerare o di degenerare. L'interrogatorio, questo posso dirvelo, mi è stato notificata l'avviso di fissazione dell'interrogatorio di garanzia per il giorno martedì 28 prossimo 21. Ovviamente io lunedì avrò accesso agli atti, non ho ancora alcuna idea di cosa si potrà verificare il 28, perché il 28 l'interrogatorio immagino, sì, credo di poter dire, di poter anticipare che sarà in carcere. Vicenza. Dunque, dopo questo interrogatorio, l'interrogatorio di domani davanti al giudice, molto dipenderà anche da quello che deciderà di fare Filippo Turetta, se parlerà o se oppure si può avvalere della facoltà di non rispondere. Il ragazzo intanto ha fatto sapere che avrebbe voglia di incontrare i genitori, un incontro che appunto però deve avvenire successivamente all'interrogatorio davanti al giudice. Filippo Turetta, come ha detto il suo avvocato, è ancora molto provato, ma assistito anche dall'infermieria del carcere di Verona, dove ha completato le visite. Si dovrà capire se verrà disposta o meno anche una perizia psichiatrica, e il ragazzo intanto ha chiesto di poter leggere dei libri. Questa pare che sia stata la richiesta fatta da Filippo Turetta. Intanto nel suo paese, Torreglia, sabato c'è stata una fiaccolata molto partecipata, non c'è stato l'incontro tra le due famiglie, la Cecchettin e Turetta, che non erano presenti alla fiaccolata, anche se la famiglia di Filippo Turetta ha inviato un messaggio che è stato riportato dal sindaco di Torreglia, Marco Rigato, che ha partecipato alla fiaccolata insieme a tantissime persone. Io da Padova restituisco la linea e vi lascio con le immagini della fiaccolata di sabato sera a Torreglia.
Ho sentito nella giornata la famiglia di Filippo, era una giornata densa, carica di emozioni per loro e ci sono vicini con il cuore, ma avevano bisogno di viverla in tranquillità. Il messaggio era quello che condividevano questa serata, avrebbero sicuramente avuto piacere ad essere presenti, ma non se la sentivano, hanno preferito viverla in tranquillità a casa, ma sono con noi, insomma, nel condividere questo momento e nella vicinanza alla comunità. Una comunità scossa, smarrita, perché la vicenda che ha coinvolto Filippo e Giulia e le loro famiglie ha scardinato le nostre convinzioni. Ci ha fatto scoprire più vulnerabili, increduli, nell'accettare che la violenza possa essere presente nella normalità di una comunità come la nostra. Giulia è una delle nostre figlie, ma anche Filippo è uno dei nostri figli. Figli e figlie che abbiamo visto e vediamo crescere nelle nostre famiglie, che vanno nelle nostre scuole, frequentano i nostri campi sportivi e i palazzetti, a cui dedichiamo il meglio di noi stessi affinché si aprano alla società per realizzare il meglio di loro stessi. Eppure tutto questo oggi appare non sufficiente e ci disorienta come genitori, come amici, come istituzioni. Siamo in tanti e se tutto si ferma qui non serve a nulla. Quello che serve è capire davvero che serve un impegno nuovo, serve un impegno che non ci divida, serve un impegno che ci responsabilizzi tutti e nessuno escluso. Non sarà solo nelle scuole, non sarà solo nelle famiglie, non sarà solo negli ambienti delle associazioni, sarà proprio anche nel mondo del lavoro e nelle nostre relazioni quotidiane che se avremo capito qualcosa di tutto questo cambieremo il nostro modo di comunicare. Anch'io ho una bambina di quasi 8 anni e tante volte mi fa di quelle domande che io delle volte non so rispondere e con l'aiuto delle maestre stanno affrontando il discorso anche in classe e lei sta iniziando a capire che cosa sta succedendo, fa domande come le dicevo prima e speriamo che prima o poi ritorni alla normalità che c'era prima, che ritorni tutto come era prima, ecco, questo sì. Si pensava che a questa fiaccolata partecipassero anche i genitori di Filippo Turetta, cosa che poi non è avvenuta e nemmeno hanno partecipato i genitori di Giulia Cecchettin. Vediamo più di 1000 alla manifestazione in ricordo di Giulia che si è svolta l'altra sera a Bassano del Grappa. Più di 1000 persone in un corteo compatto hanno sfilato in un rumoroso silenzio per le vie di Bassano. Partendo dalla panchina rossa in Viale delle Fosse, simbolo della lotta alla violenza contro le donne, hanno raggiunto Viale dei Martiri per riunirsi nel piazzale del Castello. Donne, uomini, ragazze, ragazzi, famiglie, bambine, bambini, una comunità intera, unita più che mai per ricordare la giovane Giulia Cecchettin, ennesima vittima di femminicidio, ma anche Giulia Rigon, uccisa nel dicembre 2021 in via Capitelvecchio a Bassano dal compagno, e Dorina Alla di Pove del Grappa, massacrata dal marito nella loro abitazione davanti ai 2 figlioletti. Vite spezzate da uomini violenti, incapaci di amare davvero. In testa al corteo la sindaca Elena Pavan e poi il consiglio comunale, maggioranza, opposizione compatti, uniti da un unico colore, il rosso, simbolo della lotta al contrasto di una violenza che è diventata insostenibile. Mi aspettavo un'affluenza importante perché sono giorni particolari, oltre a essere una crescente la sensibilità nei confronti della violenza sulle donne al fine di eliminarla. Sono anche giorni dove tutti siamo stati col fiato sospeso e molto coinvolti dalla vicenda di Giulia. Dobbiamo trovare il coraggio tutti insieme di dire basta alla violenza, bisogna rompere il muro del silenzio. Più
Più di 100 donne uccise dall'inizio dell'anno a oggi, una cosa tremenda. Non si può più sentire, bisogna proprio protestare. E anche aiutare i figli maschi a educarli a non essere violenti e avere rispetto per le loro compagne. In questo momento credo che sia necessario guardarci intorno e chiedere ai ragazzi la presenza, ma non soltanto come operazione estetica, ma come compartecipazione che poi si riveste ogni giorno nelle azioni e nei vissuti che loro coltivano. E queste erano le donne che hanno manifestato a Bassano del Grappa, intervistate da Vanessa Banzatto. C'è stato un gravissimo episodio, tra l'altro proprio a Vigonovo, che è il paese della famiglia Cecchettin. Un 72enne si era barricato in casa con la moglie dopo averla picchiata in strada davanti ad un gruppo di ragazzi che hanno dato l'allarme e sono anche intervenuti. Picchiata in strada dal marito sabato pomeriggio nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Picchiata davanti a tutti a Tombelle di Vigonovo, il paese dove abitava Giulia Cecchettin. La violenza però non è passata inosservata. Un gruppo di giovani ha assistito all'aggressione avvenuta tra la chiesa e il patronato e ha allertato il 112. L'anziana donna colpita con calci, minacciata e insultata dal marito, nonostante i ragazzi avessero tentato di difenderla sconsigliandole di salire in auto, si è allontanata insieme al suo aguzzino. I carabinieri, intervenuti subito dopo la segnalazione, hanno cominciato a ricercare la vettura attraverso la targa che i giovani erano riusciti a fotografare. I militari hanno rintracciato la casa della coppia 3 ore dopo a Legnaro. Sia al citofono che al telefono nessuna risposta. Temendo il peggio è intervenuta anche una squadra delle API di pronto intervento e i vigili del fuoco. L'anziano, in forte stato di agitazione, urlava e impediva alla moglie di rispondere al telefono. Solo dopo una lunga trattativa verso l'1 di notte il 71enne si è finalmente convinto ad uscire di casa. Accompagnato in caserma a Legnaro, è stato poi arrestato. Da oltre un anno maltrattava la moglie, percosse, minacce e insulti all'ordine del giorno, tanto che la donna viveva in uno stato di ansia perenne. Sabato, se non ci fosse stata la tempestiva segnalazione dei ragazzi di Vigonovo, l'epilogo sarebbe potuto essere peggiore. E c'è un giallo a Barcis perché vicino al corpo di Giulia Cecchettin è stata ritrovata una scarpa nera e un libro illustrato per l'infanzia. Si sta cercando di capire come siano capitati, come siano arrivati proprio sul luogo dell'occultamento di cadavere, reato di cui è accusato Filippo Turetta. Intanto a Vigonovo si chiede giustizia per la vittima e a Castelfranco il papà di Iole Tassitani, uccisa da Michele Fusaro nel 2007, ha scritto una lettera al padre di Giulia. Chiede davvero che faccia giustizia, che sia applicato tutto ciò che si può applicare per mostrare anche la forza con cui le nostre istituzioni, in questo caso gli organi di giustizia, applicheranno il giusto metro per dare giustizia a una famiglia e una ragazza, è una nostra concittadina, in questo caso che purtroppo non c'è più. La voce della comunità di Vigonovo per bocca del sindaco è che giustizia sia fatta. C'era anche lui, il primo cittadino a Torreglia per la fiaccolata in memoria di Giulia, nella quale ci si è stretti attorno a 2 famiglie distrutte, quella della vittima e quella dell'assassino. Ma la vicinanza ai genitori di Filippo Turetta non deve mettere in secondo piano le responsabilità del 21enne. E a sperare nella giustizia è anche un papà che con il dolore ci convive da 16 anni. A Castelfranco, Luigi Tassitani scrive una lettera a papà Gino Cecchettin ricordando l'orribile morte della figlia Iole, rapita, uccisa e fatta a pezzi da Michele Fusaro nel 2007. Nelle sue parole da papà a papà ci sono ancora sconforto e rabbia. La perdita di una figlia è grave e dolorosa in qualsiasi caso, ancora di più se causata volontariamente per mano di altri. Le nostre storie sono quindi simili e per questo mi sento vicino a te. Il rapimento, l'angoscia e la ricerca per una settimana con la speranza che le nostre figlie tornassero a casa vive. Poi invece la notizia che mai si sarebbe voluto immaginare o pensare. È la fine di tutto, la morte dentro anche per noi genitori. Si pensa di punire l'assassino Filippo con pene severissime, vale a dire l'ergastolo. Mi auguro paghi la pena per intero.
Noi invece abbiamo dovuto lottare contro il rito abbreviato, che al tempo era applicabile anche ai reati che prevedevano l'ergastolo. Nel caso dell'assassino di mia figlia, la pena è stata ridotta a 30 anni di reclusione, avendo avuto uno sconto di pena rispetto alla richiesta di ergastolo. Dopo 15 anni, per buona condotta o altri motivi, ha iniziato ad usufruire di uscite dal carcere. E conclude. La vittima e i suoi familiari rimangono vittime tutta la vita con il vero ergastolo. Gli assassini, dopo 15 anni, cominciano a riavere una speranza che a noi vittime è stata tolta per sempre. Sono fermamente convinto nell'idea che le pene giudiziarie per reati simili dovrebbero essere espiate per intero, senza sconti, mentre noi familiari gli sconti alla sofferenza non li abbiamo. Andiamo adesso in diretta a Venezia perché si è concluso un incontro, un convegno sull'immigrazione dove è stato siglato un patto tra la Prefettura e Confindustria per una integrazione dei profughi. A Venezia c'è Filippo Fois. A te Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo proprio all'interno di Ca' Corner, che ospita la Prefettura di Venezia. Alle mie spalle c'è il tavolo nel quale circa una mezz'ora fa è stato siglato questo patto che unisce la Prefettura di Venezia, che rappresenta tutte le prefetture del Veneto, con la Confindustria. L'obiettivo è quello di favorire un'integrazione dei richiedenti asilo che arrivano sul nostro territorio attraverso un percorso formativo che possa immetterli nel mercato del lavoro, perché il Veneto ha una seconda emergenza, che è quella dello spopolamento, del calo demografico. È stato detto che in questo momento la nostra regione non si trova in un inverno demografico, perché dopo l'inverno viene la primavera e quindi l'estate. Noi ci troviamo in una glaciazione demografica. In Veneto ci saranno sempre meno giovani e sempre meno abitanti nei prossimi 40-50 anni. Sono cifre che si calcolano sulle decine di migliaia all'anno. Per questo motivo è necessario, anche per la nostra economia, e anche per questo Confindustria era interessata a questo progetto, trovare della forza lavoro, del personale che riesca a portare il suo contributo a un territorio che altrimenti non avrebbe più posti di lavoro che occupati. Questa dichiarazione di intenti naturalmente si estende a tutto il resto della regione. Siamo in una fase ancora diciamo larvale di questo processo, ma presto si creeranno anche le condizioni perché, a seconda delle aspirazioni di chi vuole rimanere in Veneto, si possano avviare questi processi di integrazione e di introduzione nel mondo del lavoro. Un ultimo allarme poi che è stato lanciato qui oggi è quello che riguarda i giovani veneti, soprattutto i laureati, che lasciano la nostra regione. Anche qui le cifre sono particolarmente preoccupanti, perché parliamo di decine di migliaia di giovani, di cui circa un terzo laureati, che preferiscono andarsene a lavorare e a vivere all'estero. Anche per loro bisognerà studiare un piano, ha detto sia il prefetto Michele Di Bari che il presidente della Confindustria Veneto Enrico Carraro, per tornare ad essere attrattivi e per cercare di trattenerli qui. Grazie, buon lavoro, arrivederci. Andiamo avanti col tribunale che non c'è, il tribunale della Pedemontana, Bassano del Grappa, e siamo per la serie Le incompiute italiane. Sono mesi e mesi che si parla di questo tribunale, è arrivato più volte a Bassano del Grappa il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, sembrava che tutto potesse procedere rapidamente, ma insomma sono passati diversi mesi e per ora un definitivo semaforo verde al nuovo tribunale di Bassano del Grappa non è ancora arrivato. Sentiamo Ferdinando Garavello. Sono passati 9 mesi da quando la politica nazionale e locale, il governo e le amministrazioni si sono ritrovate a Bassano per varare il progetto del Tribunale della Pedemontana. Era stato posto un orizzonte temporale di 6 mesi per importanti novità. Quel termine è scaduto ad agosto e novità non ce ne sono. Anzi, una c'è, ed è pure piuttosto importante, perché il Tribunale della Pedemontana è al centro di una mozione che verrà portata già domani in Consiglio Comunale. Attenzione però, se vi siete alzati dalla poltrona per festeggiare, è meglio se tornate a sedere.
Già, perché il Consiglio Comunale è quello di Vicenza e la mozione è contro il Palazzo di Giustizia bassanese. A proporre il provvedimento sono infatti consiglieri di maggioranza e opposizione uniti nel dire di no al progetto portato avanti dai comuni di 3 province, da associazioni di categoria e professionali, cittadini e in generale da un territorio nel quale vivono 500.000 di persone, per non parlare del tessuto imprenditoriale, economico e commerciale di un'area di grande vivacità. Il tema è ben noto ed era finito anche al centro di una commissione consiliare tenutasi proprio a Vicenza, nella quale erano emerse tutte le perplessità di chi teme che l'apertura di un tribunale a Bassano porti via risorse da quello del capoluogo. Gli avvocati vicentini e padovani avevano già bocciato di fatto la proposta della Pedemontana, mentre il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva assicurato che il Palazzo di Giustizia bassanese non andrà a drenare risorse sotto questo profilo. Insomma, lo scontro è aperto e a questo punto, visto che non arrivano novità di alcun tipo da Roma, il rischio è quello che si risolva in una baruffa fra Vicenza e Bassano, con la politica nazionale tirata per la giacca dal fronte del sì e da quello del no. Il rischio poi è che non solo il bassanese, ma tutta la pedemontana si trovino a rimanere con il proverbiale cerino in mano, scottandosi le dita per l'ennesima volta e rimanendo infine al buio dopo tante promesse e tante prese di posizione molto chiare. Anche perché quello del Tribunale della Pedemontana è un treno che passa oggi e poi non passa più. Sì, e sono treni che bisogna prendere in tempo utile, se no arrivederci. Intanto saluto e ringrazio in regia oggi Renato Cappoia e Italo Morao. Andiamo avanti col Papa Francesco, che il 18 maggio prossimo sarà a Verona per un grande evento dedicato alla pace, e poi ci sarà anche un pranzo con i detenuti del carcere di Montorio, in cui da ieri mattina è rinchiuso Filippo Turetta. La ragione di questa conferenza stampa, che è stata convocata soltanto questa mattina, è per dare un annuncio molto gioioso, che è la visita di Papa Francesco alla Chiesa e alla città di Verona il prossimo 18 maggio 2024. Con queste parole, nel corso di una conferenza stampa straordinaria convocata senza preavviso, il vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili, ha annunciato la visita in città di Papa Bergoglio nella vigilia di Pentecoste per partecipare a una grande manifestazione per la pace in programma all'Arena, che vedrà coinvolte la comunità religiosa, le associazioni e i movimenti pacifisti. Il pontefice visiterà quindi il carcere di Montorio, lo stesso dove si trova ora rinchiuso anche Filippo Turetta, omicida reo confesso di Giulia Cecchettin. Nel carcere il Papa incontrerà ovviamente gli ospiti e starà a tavola con loro. Infine Papa Francesco celebrerà la messa allo Stadio Bentegodi. L'ultima visita di un pontefice a Verona risale al 2006. Nell'ottobre di quell'anno Benedetto XVI partecipò al convegno della Conferenza Episcopale Italiana. Il prossimo 21 maggio Verona celebrerà i 1650 anni dalla morte di San Zeno. Verona crocevia di popoli, secondo il Papa, e dunque spazio adatto al confronto e al dialogo. In questi tempi così drammatici, in cui talora sembra facile perdere la speranza, questa notizia della visita di Papa Francesco è senz'altro una buona notizia, che viene a confermare questa chiesa di Verona e la città di Romeo e Giulietta, secondo quella promessa che è scritta nel Salmo 85, giustizia e pace si baceranno. A Montorio, come ricordavamo, è stato internato Filippo Turetta. C'è una pioggia di telefonate di genitori di ragazze che sono fidanzate con ragazzi così, che danno segnali non positivi, e questi genitori chiedono ai vari centri di aiuto per le donne vittime di violenza, chiedono consigli, suggerimenti. Sono aumentate moltissimo le richieste di
di soccorso o anche di suggerimenti. Ricordiamo che uno psicologo oggi ha detto su un quotidiano nazionale che i ragazzi dopo l'abbandono, i maschi che vengono abbandonati da ragazze giovanissime, una volta cadevano in depressione, adesso reagiscono con violenza. Quindi c'è questo cambio di passo, ma vediamo appunto da Vicenza come sono aumentate le chiamate al numero di emergenza. Vediamo. SOS violenza sulle donne. Vicenza è la provincia veneta che segna il più preoccupante balzo in avanti di chiamate al numero d'emergenza 1522. Dalla pandemia in poi le telefonate sono raddoppiate. Lo rileva il portale specializzato nella raccolta ed elaborazione di dati OpenPolis. Sono 1117 le chiamate totali effettuate nel Vicentino da donne vittime di violenza negli ultimi 10 anni. In pratica una media di più di 100 telefonate all'anno. Ma i numeri sono cresciuti in modo esponenziale negli ultimi tempi. Basti pensare che nel 2013 le donne che hanno chiesto aiuto alle operatrici del numero di emergenza contro la violenza sono state 141, per poi calare l'anno successivo a 101 e ad appena 86 nel 2015. La parabola delle telefonate è calata fino alle 68 del 2017. Poi, però, l'esplosione con la pandemia Covid. Nel 2020 le chiamate sono state 178, raddoppiate rispetto all'anno precedente. È stato il balzo record in Veneto. Nel 2021 il numero, pur calando, è rimasto alto, 155. Nel 2022, 140. In pratica una media di più di 10 chiamate al mese. Eppure il Vicentino, nonostante il preoccupante boom di chiamate in termini assoluti, è la provincia che ha il minor numero in Veneto di telefonate al 1522. A parte le province di Belluno e di Rovigo che hanno popolazioni più contenute, infatti il Vicentino si trova dietro alla provincia di Venezia, da cui sono partite 1734 chiamate negli ultimi 10 anni, Padova con 1685, Treviso con 1224 e Verona con 1190. Vicenza ne conta 1117, comunque tante, troppe, anche perché il fenomeno non può essere valutato solo dalle chiamate al 1522, ma è più esteso. Ci sono gli accessi al pronto soccorso, ai centri antiviolenza, le denunce alle forze dell'ordine. Oggi per virare, per cambiare direzione, è fondamentale la cultura, l'educazione, soprattutto delle nuove generazioni. C'è l'impegno delle scuole, della polizia, dei carabinieri, delle istituzioni. Una lotta perché nei cuori, nelle teste entri un concetto semplicissimo ma determinante: il rispetto reciproco. Il rispetto reciproco, ha detto Carlo Alberto Inghilleri, e la trionfale vittoria di ieri della squadra nazionale di tennis alla Coppa Davis. Dopo 47 anni l'Italia è riuscita a vincerla grazie soprattutto a Jannik Sinner, che ha rilanciato lo sport, ha rilanciato questo sport meraviglioso con l'entusiasmo di tanti giovani che adesso vorranno dedicarsi al tennis, ma non è soltanto stata una vittoria agonistica, è stata anche la vittoria dell'educazione e del rispetto di un grandissimo campione 22enne. Sentiamolo, ieri sera è stato intervistato da Fabio Fazio. Vedi che la televisione serve a qualcosa. Senti Yannick, no, adesso volevo dire una cosa che detta ora sembra rispettosa. Sarebbe bello se prima, tipo domenica prossima, veniste tutta la squadra qui, noi non vedremo l'ora. Guarda, fai felice. Ci sono solo due problemi, anzi uno. È che alcuni giocatori vanno alle Maldive a fare le vacanze. Va bene, veniamo tutti alle Maldive a fare la trasmissione. Non volano indietro per fare. Senti Yannick, raccontaci della tua felicità di adesso, perché è successo in questi pochi mesi, in particolare in queste settimane. Insomma, sei diventato numero 6 del mondo, Novak, scusa, numero 4, poi numero 4 del mondo. Novak ha detto la settimana scorsa, no, è vero. Novak ha detto la settimana scorsa diventerà sicuramente numero 1. Insomma, tutto in un tempo brevissimo, hai raggiunto una maturità assolutamente evidente a tutti e questi risultati ne sono la prova.
No, ovviamente siamo contenti, soprattutto io in primis, ma ovviamente tutta la mia squadra. Abbiamo fatto un ottimo lavoro durante tutta la stagione, abbiamo finito la stagione meglio di così, alla fine non si può finire, ovviamente vincere a Torino era proprio ancora meglio, però alla fine dobbiamo vedere le cose positive, ho fatto veramente tante e le emozioni non solo da parte mia ma tutto il mio team, e credo ora anche dopo questa Coppa Davis anche il movimento italiano verso il tennis si muove nella direzione giusta, e questa alla fine è la cosa più importante. Ma infatti, guarda, poi il tennis ha ritrovato finalmente luce. È uno sport, vabbè, io lo adoro, è uno sport bellissimo, ha ritrovato... Sì, ma secondo me lui è riuscito a coinvolgere anche quelli che invece non sono appassionatissimi di tennis, perché ha convogliato il tifo su di lui. Io pensavo solo a lui, perché non era prima il primo pensiero della mia vita. Questa è una brutta notizia, Yannick, però... vabbè. Mi è venuto da tifare tantissimo. Ci devo stare attento. Devi stare attento. Però ti ha portato bene. Non ti ha portato bene. Hai ragione, noi ce l'avamo visti esatto. Grazie mille. Ce l'avevamo visti qualche anno fa, devo dire, quando insomma era proprio all'inizio di una era un bambino, ma anche carriera adesso strepitosa. No, ma li avevo lì, dai, ti ricordi? Certo. Erano fin qua, era... sì. E poi il tuo bel regalo di carote, mi ricordo ancora. Oh, le carote, però scusa, sono stato bravo, tutto il mondo adesso è con le carote, cioè... E questo era Jannik Sinner ieri sera da Fabio Fazio sulla 9. Dicevo, ha dato l'esempio agonistico, no? Un fulgido esempio di determinazione, di preparazione, di ostinazione nella ricerca della vittoria, e ha fatto un percorso sportivo incredibile, è un grandissimo campione. Diciamo, se non è il numero 1 dopo Djokovic, potremmo già definirlo il numero 2, ma il merito di Jannik Sinner e di tutta la squadra, in fondo, no? Di questi ragazzi italiani, è quello di avere dato un esempio di educazione, di rispetto. Jannik Sinner è un ragazzo che non se la tira, è sempre stato molto umile, è figlio di una famiglia altoatesina, il papà è titolare di un rifugio in Val Fiscalina, ha sempre lottato molto per raggiungere il massimo livello sportivo, ma è una persona di una grande civiltà, cioè una persona che non ha mai né in campo né fuori accennato a qualsiasi tipo di aggressività o di, così diciamo, non ha mai avuto comportamenti irrispettosi anche nei confronti degli avversari. Ieri addirittura ha applaudito ad un dritto di uno dei suoi molti avversari, che ha davvero annullato con le sue grandi capacità e la sua tecnica. Però è questo il messaggio. Ci sono state tante manifestazioni, tante fiaccolate, tante iniziative a scuola, l'educazione sentimentale, va tutto bene, ma l'esempio che arriva da un grande campione di quest'età a tutti i ragazzi, a tutte le ragazze, è determinante, è veramente una medicina che può fare solo del bene. E il fatto che sia lui a rappresentare questo paese, pur essendo, qualcuno dice, ma non è italiano, ma è austriaco, perché una volta l'Alto Adige era Austria, poi dopo la guerra sono diventati italiani. Non tutti gli altoatesini, tra l'altro, sono contenti di essere all'interno, ancora oggi, essere diventati italiani, ma lui lo è orgoglioso, ha mostrato la bandiera italiana. Se è arrivato a questi livelli lo si deve ad una squadra che lo ha sostenuto, una squadra di allenatori e di sostenitori italiani, per non parlare dei suoi compagni, ed è un ragazzo esemplare, perché potremmo fare tanti altri esempi nello sport. Lo stesso Djokovic tira per terra le racchette, le spacca, se la prende con il pubblico, per citare anche un italiano. Fognini non è il massimo esempio, diciamo, dei comportamenti
apprezzabili quando è in campo. C'è sempre questo atteggiamento un po' altezzoso, un po' di stizza se le cose non vanno bene. Lui vince, soprattutto vince, ma anche quando perde non reagisce mai in maniera scomposta o non apprezzabile. Quindi Jannik Sinner ha dato un grande esempio e per questo gli dobbiamo essere tutti grati. Andiamo in pubblicità e poi torniamo subito con altra cronaca. Di nuovo in diretta con Focus TG, non facciamo altro nei nostri notiziari che darvi conto di incidenti stradali molto spesso mortali e davvero tantissimi feriti. Si è parlato di sicurezza stradale questa mattina al Sant'Artemio. Sentiamo subito Francesca Bozza con il presidente della provincia di Treviso e sindaco di Castelfranco, Marcon. A te Francesca. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo all'interno della sala consigliare della provincia di Treviso, come hai detto tu, insieme al presidente Stefano Marcon. Buongiorno presidente, grazie per essere con noi. Lo hai anticipato tu, incidenti stradali purtroppo li raccontiamo quotidianamente e allora si interviene su questa tematica e si interviene parlando ai ragazzi, anzi si chiede ai ragazzi di parlare di incidenti stradali attraverso l'arte, la street art. È un progetto della Polizia Stradale in collaborazione con l'ufficio scolastico, con la provincia di Treviso, perché i ragazzi in qualche modo sensibilizzino, Presidente, i loro coetanei su quelli che sono i comportamenti da avere alla guida. È questo filone che stiamo perseguendo da tempo come tavolo della sicurezza stradale. Abbiamo cercato di veicolare tutto ciò che è possibile per far arrivare ai ragazzi messaggi di sicurezza. È riscontrato che la street art sia un veicolo di messaggi che i ragazzi recepiscono e quindi coinvolti direttamente abbiamo l'aspettativa che questi messaggi diventino efficaci. Sappiamo che il tema della distrazione è uno dei maggiori pericoli oggi quando si conduce un'auto in modo non corretto e che provoca incidenti. Quindi i filoni, le tematiche di questo concorso noi pensiamo siano quelli più efficaci nei confronti appunto dei ragazzi stessi. Sarà una forma d'arte nuova, chiamiamola così, che non è più la street art magari degli albori. Oggi sempre più viene usata dai ragazzi per dare loro la possibilità di esprimersi seguendo dei filoni tematici e quello della sicurezza stradale è uno. Si tratta di un bando di concorso aperto a tutte le scuole superiori della provincia di Treviso. I ragazzi dovranno realizzare dei murales, poi i 4 più votati, diciamo così, da una commissione saranno quelli che verranno collocati dove, Presidente, e con che obiettivo? Saranno collocati nelle barriere che ci sono nelle autostrade in provincia di Treviso. Ha identificato più o meno la zona di Treviso Nord come location per apporre appunto queste opere d'arte, che ha fatto bene a ricordare i 4 filoni. Saranno 4 i filoni che vengono premiati e sono la velocità, la distrazione, l'alterazione e la tecnologia, che oggi sempre più fa parte del mezzo che si conduce. Su questi indirizzi i ragazzi daranno sfogo alle proprie abilità e sono sicuro che verranno fuori dei messaggi positivi da veicolare. Importante dire che è un bando di concorso in ricordo di Marco Cescato e Adriano Vanzella, 2 agenti della Polizia Stradale che persero la vita 25 anni fa, e quindi in occasione del 25° anniversario arriva questo bando di concorso in servizio proprio in un drammatico incidente stradale. Oggi c'è stata la presenza dei familiari dei 2 agenti e la commozione nel momento della consegna alla figlia di Adriano del distintivo, e quindi anche un'occasione, lo ha detto anche il questore, di ricordare in modo innovativo 2 agenti morti in servizio. Sì, giusto 25 anni fa ieri appunto c'è stata questa tragedia che ogni anno si commemora, e quest'anno con questa iniziativa veramente bella, oserei dire, perché una commemorazione fine a se stessa poi corre il rischio di essere un ricordo una volta all'anno. Quando andrà a buon fine questo progetto commemoreremo tutti i giorni questi 2 agenti che hanno perso la vita da incidente stradale.
Grazie al Presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon. Direttore, dal Sant'Artemio è tutto, ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie a Francesca Bozza e a Stefano Marcon. Andiamo avanti con la politica. Il congresso provinciale di Fratelli d'Italia a Treviso ieri, il primo di fatto dei congressi con 2 sfidanti, e il risultato è stato a sorpresa. Dovremmo avere delle immagini. Claudio Borgia, vice sindaco di Montebelluna, ha prevalso con il 55% sul commissario uscente Giuseppe Montuori, che si aspettava invece una conferma e una promozione del lavoro svolto finora. Così non è andata. Il partito di Meloni nella Marca prende un nuovo corso. Tra l'altro Borgia è espressione dell'assessore all'istruzione e al lavoro della Regione del Veneto, Elena Donazzanna, e Montuori dopo la sconfitta si è complimentato con il vice sindaco di Montebelluna. Al congresso provinciale di Fratelli d'Italia presente anche il segretario del Carroccio, Dimitri Coin, al quale il leader veneto di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, il senatore De Carlo, ha lanciato più di una frecciata dal palco, perché sul piatto c'è la battaglia per le elezioni regionali e una competizione indiscutibile tra il partito di Giorgia Meloni e quello di Salvini. Hai rimarcato che avete superato la Lega sostanzialmente oggi? Beh, insomma, glielo dovevo al mio amico Coin, che era in prima fila, lo vedevo e quindi l'ho sollecitato, però so che la nostra è una competizione, una non competizione interna, perché il nostro avversario è sempre il centro-sinistra, per cui se una volta vince la Lega, una volta vince Fratelli d'Italia, noi siamo felici a prescindere. Siamo il primo partito in Italia e in Veneto gli amici della Lega ormai se ne sono fatti una ragione. Lo dice dal palco del Maggior Consiglio il coordinatore regionale De Carlo, che non si fa sfuggire l'occasione di marcare il territorio davanti al segretario del Carroccio trevigiano Coin, nel giorno in cui si sceglie il pariruolo dei meloniani nella Marca. Con lui sorrisi e strette di mano si sprecano, ma il refrain di Fratelli d'Italia da mesi è sempre uno: la regione ora tocca a noi. Coin, da par suo, non si scompone. Io non do così per scontato che Fratelli d'Italia esprima il prossimo candidato alle prossime elezioni regionali. Noi abbiamo un presidente che è Luca Zaia, si sta trattando ancora per un ulteriore mandato del presidente stesso, e quindi io sono assolutamente fiducioso che il Veneto resti in mano alla Lega. I numeri però sono in questo momento dalla parte degli alleati, un solco che politicamente sta diventando un problema. Hanno fatto un'analisi reale su quello che è stato il consenso che è derivato dalle scorse elezioni politiche, dove di fatto noi siamo scesi sensibilmente nel consenso e loro sono il primo partito in Veneto, ma non solo. Il Veneto è il primo partito per Fratelli d'Italia, e questo è anche un po' una responsabilità nostra negli ultimi anni, dove dovremmo capire dove abbiamo sbagliato e dove stiamo già lavorando per migliorare, per recuperare e per far sì che alle prossime elezioni amministrative, perché la Lega è comunque fortissima a livello amministrativo, ritorniamo a riequilibrare quelli che sono i rapporti di forza che ci hanno contraddistinto in questi ultimi decenni. Adesso andiamo in diretta a Bassano del Grappa, dove prima abbiamo raccontato delle lungaggini del Tribunale della Pedemontana e anche l'ascensore che collega i giardini con il Viale dei Martiri della Libertà vede dei grossi rallentamenti, anzi è saltato del tutto. Sentiamo in diretta Alex Giuliano. A te Alex. La mano un po' più su. No. Direttore, buongiorno, un buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dici bene, si parlava di lungaggini. In una Bassano stretta nella morsa del freddo, possiamo dire che anche il progetto dell'ascensore di Viale dei Martiri è messo in ghiacciaia, in congelatore. Facciamo un brevissimo riassunto con gli ultimi aggiornamenti. La ditta che si era aggiudicata la procedura negoziata, quindi insomma la realizzazione dei lavori, ha rinunciato al progetto per un sopraggiunto aumento dei costi. Sappiamo benissimo che le materie prime insomma in questi ultimi anni hanno subito dei forti rincari. Siamo qui in compagnia del vice sindaco di Bassano, Andrea Zonta. Vice sindaco, allora questo ascensore verrà realizzato? Sì, no? Si riuscirà a mettere un punto esclamativo a quest'opera magari prima delle elezioni di giugno?
Beh, sicuramente prima delle elezioni di giugno il punto esclamativo deve essere messo. Questa è un'opera che l'amministrazione ha voluto, che la città vuole, e è un qualcosa che serve per superare questo dislivello che abbiamo alle nostre spalle. È una problematica tutta tecnica. La ditta che aveva partecipato alla gara ha fatto un'offerta, dopodiché tra l'aggiudicazione e la firma del contratto probabilmente ha effettuato i suoi controlli. Ricordo che passano circa un paio di mesi. Da questi controlli molto probabilmente ha visto che non ci stava con i prezzi ed ha rinunciato ad effettuare il contratto. Questo cosa vuol dire? Niente di male, il progetto dal punto di vista tecnico funziona ed è funzionante, non ha bisogno di qualche correzione dal punto di vista finanziario e economico. Adesso il progettista ci sta lavorando, rifarà il computo metrico e dopodiché questo può riandare in gara. Ecco, spieghiamo, chiariamo che si tratta di un intoppo tecnico e non politico, questo, però Vice Sindaco, la domanda un po' più ad ampio respiro che vogliamo farle è anche questa, cioè noi ci troviamo, alla mia sinistra c'è una grande incompiuta, un'altra grande incompiuta di Bassano, il Teatro Astra. Le grandi opere in città erano attese, c'è stato il treno del PNRR, c'è stata un'amministrazione che 5 anni fa insomma, ha avuto un risultato elettorale importante. Perché si fa così tanta fatica a realizzare queste grandi opere? Ma perché la macchina pubblica non è sicuramente la macchina privata, cioè il privato fa ed esegue, mentre la macchina pubblica ha bisogno di una serie di adempimenti, chiamiamoli così, che purtroppo sono lunghi nella storia. Poi diciamo che l'ascensore ha un costo che ancora è accettabile. Le altre grandi opere sono costi sicuramente importanti per le amministrazioni e vanno pensati e ponderati in modo molto oculato. Non è che questa amministrazione non abbia lavorato, tant'è che molto probabilmente nel giro di qualche mese qualcosa ne uscirà sui grandi temi, però la città deve capire e deve comprendere che la parte finanziaria è piuttosto importante in qualsiasi caso lo si voglia prendere. Il PNRR non aveva questioni sulle parti teatrali. Bisogna dire anche la verità che il teatro in questo momento è ancora di proprietà privata, per cui bisogna prima acquisire da parte pubblica. Altre grandi opere sono state fatte le richieste, qualcuna dal punto di vista finanziario è in attesa, altre magari sono state scartate, ma non per questo vengono abbandonate. Ci vuole un po' di pazienza e con un po' di pazienza si arriva ad avere i risultati. Teniamo presente che le opere pubbliche, ma qualsiasi esse siano, sono sempre molto molto lunghe nei tempi della loro esecuzione. Allora chiudiamo con una battuta velocissima. Il vice sindaco ha parlato di pazienza, bassanesi e insomma automobilisti ne hanno avuta tante in questi mesi per la chiusura del Ponte Nuovo che riaprirà ufficialmente quando? Allora sicuramente entro il 7 di dicembre, questo sicuramente, poi vediamo se per caso c'è qualche giorno di anticipo o qualche dubbio, ma comunque per il 7 è sicuramente aperto. Nodo al fazzoletto fatto, direttore, noi da Bassano restituiamo la linea. Grazie a te Alex e al vice sindaco Zonta. Adesso ritorniamo alla politica. Vi abbiamo detto di Claudio Borgia che è il nuovo coordinatore di Fratelli d'Italia in provincia di Treviso. Vediamo come sono andate le cose all'assemblea provinciale della Liga Veneta a Vicenza. Liga Veneta al traguardo dell'Assemblea provinciale. A Vicenza si riunisce il Carroccio, porte aperte ai militanti, ai sostenitori, ai simpatizzanti. Al popolo della Lega arriva un invito che recita: c'è bisogno del tuo aiuto, della tua voce, delle tue idee, delle tue proposte per ripartire. Insomma, il Carroccio ha bisogno di nuova linfa. La Lega di Salvini, dopo essere cresciuta in un primo momento, ha iniziato un forte calo non solo a livello nazionale ma anche a Vicenza, dove alle elezioni amministrative c'è stato un crollo dal 15,88% del 2018 al 6,43% di quest'anno. Insomma, dallo Zenit al Nadir, qualcosa non ha funzionato?
Non credo proprio, assolutamente, anzi basta vedere questa sala, ma anche basta vedere gli amministratori che abbiamo nei vari comuni, nelle città, ma poi se penso anche... Lega in calo? È una Lega in calo? No, non è in calo perché siamo stati poco sopra al 10-11% ai massimi storici della Lega storica, della Lega Nord, quindi non siamo così in calo come si dice, abbiamo un sacco di amministratori. Grande protagonista dell'Assemblea di Vicenza, Giampaolo Gobbo, che con il suo nome ha scritto la storia della Liga Veneta, un protagonista della grande epopea politica del Carroccio sin dalle origini del movimento. Oggi chi meglio di lui può giudicare e raccontare la nuova Lega? E lui lo fa dispensando carezze politiche. Si parla di coraggio, ho sentito la parola coraggio, la parola identità, eccetera. L'unico segretario di partito da ministro della Repubblica è sotto inchiesta giudiziaria per aver fatto quello che nella sua funzione doveva fare. Credo che questo sia l'esempio classico che Salvini non ha cambiato assolutamente il modo di essere e di fare, il partito si è evoluto, il movimento si è evoluto, non è chiuso solo al nord come si è detto prima, è di tutta Italia perché in questo momento ci vuole anche l'Italia. Quindi non è cambiata assolutamente la nostra storia, c'è una genesi. E in Italia oggi la grande battaglia si chiama autonomia, una riforma che il Veneto chiede con forza. Prima del presidenzialismo che vogliono i Fratelli d'Italia passa prima l'autonomia perché è una legge ordinaria, quindi su questo siamo speranzosi, dopo siamo noi che ci siamo già presi anche abbastanza cose, quindi non è questo, anche autonomamente, senza autonomia la Regione Veneto vedo che ha delle caratteristiche abbastanza complete. Intervista a Giampaolo Gobbo di Carlo Alberto Inghilleri. Gobbo è un esponente, una colonna della Lega ovviamente in Veneto, e vediamo adesso cosa ha detto sull'autonomia ad Anna De Roberto, il presidente della Commissione Affari Costituzionali. Il DDL Calderoli è già in Parlamento e quindi si spera che finalmente dopo 2227 giorni l'autonomia possa essere varata nel 2024. Vediamo. L'autonomia è nel programma di governo insieme al premierato, non è vero che uno, come dire, è lo scambio per l'altro, sono due riforme che in egual misura dobbiamo fare. Importante tanto quanto quello del premierato, la riforma dell'autonomia o battaglia, per usare un lessico più veneto, è passata in Commissione Affari Istituzionali ed è destinata ad approdare in aula già dopo Natale. A scandire i tempi ora il presidente della Commissione Affari Costituzionali che lo scorso 21 di novembre ha dato il via libera al DDL Calderoli. Abbiamo impegnato 49 ore di discussione, abbiamo esaminato più di 600 emendamenti. Di questi 600 emendamenti ne sono stati approvati più di 80, un paio anche miei, in particolare quello all'articolo 3 che ha riscritto completamente l'articolo 3, ma la cosa più interessante è che sono stati approvati più di 40 emendamenti delle opposizioni. Accanto al centrodestra questa volta ci sono anche il gruppo delle autonomie e il terzo polo, un testo profondamente diverso da quello originario che oggi contiene anche il principio di coesione nazionale che l'autonomia deve servire a rafforzare. Abbiamo inserito il principio che comunque i LEP, i livelli essenziali di prestazione, dovranno essere approvati dal Parlamento con legge e non con DPCM, e mi prendo il merito di essere io l'autore dell'emendamento che ha accolto questa giusta richiesta di molti costituzionalisti. Abbiamo inserito il principio che se una regione non rispetta gli impegni lo Stato può intervenire e revocare anche le intese. Una riforma che serve all'Italia per Balboni. E bisogna responsabilizzare i territori, bisogna responsabilizzare i livelli istituzionali che hanno poi l'impegno di rendere i servizi. La palla passa ora alla conferenza dei capigruppo che dovrà dare una data alla prossima tappa. Al massimo a gennaio l'autonomia andrà in aula, il premierato ha bisogno un po' più di lavoro. E c'è una nuova piaga sociale che è quella dei ragazzi chiusi nelle loro stanze,
tutti dedicati ormai al loro PC, a internet, alla rete, ai social, e che poi lasciano la scuola. E quindi dopo l'allarme lanciato ai nostri microfoni dai presidi trevigiani, sentiamo cosa dice e cosa in pratica conferma l'assessore regionale Elena Donazzan. Oggi le scuole e i docenti sono chiamati veramente a inventarsi delle soluzioni pur di aiutare questi ragazzi a rimanere in una comunità, a rimanere collegati, perché le problematiche sono diventate veramente estremamente gravi. Non si può fare un protocollo, non ci sono delle regole che valgono per tutti, ogni problematica purtroppo ha le sue ragioni e deve trovare delle sue risposte. La scuola è un'ancora, diceva ieri la dirigente dell'Istituto Planck di Treviso, citando il caso del ragazzo che grazie all'attivazione della DAD e a quel filo rosso che non si è mai spezzato tra lui e la scuola è rientrato in classe dopo 1 anno e mezzo di ritiro e ha conseguito la maturità. In aumento in tutto il Veneto dopo la pandemia il fenomeno dei ritiri sociali, attentamente osservato dall'assessorato all'istruzione del Veneto, costretto però a rimettersi nelle mani delle scelte dei singoli dirigenti in mancanza di un protocollo condiviso per questi casi di abbandono. È una scelta in autonomia delle singole scuole, perché ogni ragazzo ha delle sue problematiche, vanno affrontate di volta in volta. Il fenomeno dell'isolamento, soprattutto dopo il Covid, è diventato un fatto preoccupante. I ragazzi fanno fatica a uscire da delle dinamiche di chiusura in se stessi. E questo sta diventando un fatto estremamente grave. L'ultimo studio del Consiglio nazionale delle ricerche stima che in Italia dopo il Covid gli hikikomori siano arrivati ad essere almeno 54.000. Tra le cause dell'isolamento il senso di inadeguatezza rispetto ai compagni. Per oltre la metà dei casi si tratta di ragazzi che hanno già mostrato fragilità avendo fatto uso di farmaci anche senza prescrizione del medico. Da qui l'attivazione della DAD in tutti i reparti di psichiatria di tutti gli ospedali del Veneto. Fino a qualche anno fa la scuola in ospedale era riservata, ahimè, ai malati oncologici, cioè ragazzi, bambini che avevano a che fare con le leucemie. Per non far perdere loro la scuola si aiutavano e avevamo 2 ospedali di riferimento dove appunto c'è pediatria oncologica. Oggi purtroppo noi dobbiamo seguire i ragazzi dentro psichiatria in tutti gli ospedali. Bisognerebbe parlare a lungo anche dei cosiddetti REMS, cioè i reparti per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Hanno sostituito i reparti degli ospedali psichiatrici, ma si è saputo in questi giorni che le decisioni dei ricoveri di persone che hanno delle turbe mentali anche gravi vengono decisi non in seguito alla gravità della patologia, ma in seguito a un ordine cronologico, cioè in sostanza man mano che ci sono queste richieste si dice di sì, quindi vengono magari accolti malati non gravi e vengono lasciate fuori persone che possono combinare quello che ha combinato Filippo Turetta. Ed è una sindrome, quella dei ragazzi chiusi in casa davanti al computer, è una sindrome riconosciuta fin dal 1999, si chiama l'hikikomori, cui l'ULSS della Marca Trevigiana sta tentando di rispondere. Visto questo aumento esponenziale, sono in cura 50 ragazzi. Sentiamo il direttore della ULSS Trevigiana, Francesco Benazzi. Il Covid sicuramente è stato proprio una cosa spaventosa, perché è stata una miccia che ha innescato effettivamente un processo importante. Le segnalazioni che noi abbiamo sono 45-50 ragazzi, ecco, nella provincia di Treviso, ma sicuramente sono molto di più. Si chiama Felicità, il progetto avviato proprio dopo il Covid in provincia di Treviso per seguire i ragazzi che per ragioni diverse hanno deciso di richiudere la loro vita in una stanza. 4 mura che li separano dagli altri, dalla loro famiglia, dalle relazioni, dal confronto, dal giudizio. Per intercettare questi ragazzi l'ULSS arriva a casa loro. Cosa succede? Segnalazione della scuola di solito perché c'è l'abbandono da parte dei ragazzi.
i genitori hanno un po' di pudore, allora si fanno i nostri educatori, il primo contatto ce l'hanno con la famiglia, quindi si crea un lavoro con la famiglia, con lo psicologo, e poi si va a casa con l'aiuto della famiglia a parlare con il ragazzo. 6 mesi di percorso al termine del quale si cerca di farli partecipare a gruppi di automutuo aiuto in ambienti che spesso sono messi a disposizione dei comuni oppure sono parchi. L'invito alle famiglie ora è quello di non sottovalutare, non chiudersi anch'esse nel dolore. È un percorso lungo, chiarisce il direttore generale Francesco Benazzi, ma il recupero esiste e questi ragazzi possono davvero ritornare alla vita. Quello che noi diciamo anche alle famiglie è: guardate, segnalate questi casi qua, perché purtroppo questa sindrome, che oggi è solo di isolamento, può portare alla depressione, quindi bisogna prenderli in carico con lo psicologo e poi aiutarli ad uscire da questo tunnel, altrimenti diventa veramente un tunnel senza uscita per loro. E si procede spediti verso le feste natalizie. Che Natale sarà? Abbiamo chiesto così un'opinione ai cittadini bassanesi. Sentiamo cosa hanno detto. Questo Natale? Per me è un Natale, diciamo, abbastanza sottotono. Questo volevo dirgli. Da che punto di vista? Con tutto quello che c'è, le guerre, questi femminicidi, un po' l'inflazione, non è tanto facile. Non sarà un bel Natale visto le guerre che ci sono in giro e vabbè dai, sopportiamo e andiamo avanti. A livello personale, avendo io una ragazza poco più piccola di Giulia, in questo momento il pensiero va a lei, sicuramente non può essere un Natale scevro da pensieri, assolutamente no. Credo che la coscienza collettiva però non sia così sensibile a questi avvenimenti purtroppo, perché altrimenti non si ripeterebbero così in continuazione. Che Natale sarà come gli altri secondo lei? Ma non penso, sicuramente è un Natale molto più triste anche per tutti gli avvenimenti che sono stati e l'animo non è quello natalizio sicuramente. Che Natale sarà per lei? Sarà un Natale un po' particolare perché soprattutto Giulia, la questione di Giulia sta ancora dibattendo parecchio. Secondo me dovrebbe essere un Natale di pace nell'anima. C'è bisogno di questo? C'è bisogno di questo, c'è bisogno di pensare, di riflettere per avere un'idea di futuro migliore. Come si arriverà a questo Natale? Non è tanto gioioso perché con questi femminicidi già non parliamo di guerre. Io sono lituana, da noi non succede mai questi femminicidi e qua purtroppo è questa ragazza così brava, no, non posso neanche parlare, scusate. Si commuove. Sì, mi dispiace tanto per le donne italiane. Quando si dice ci sono femminicidi, ce ne sono di più in Svezia, in Norvegia, in Lituania, zero, pochi, stando alla dichiarazione di questa signora. Sarà un Natale certamente non allegro per i risparmiatori truffati, anche se Patrizio Miatello l'altra sera a Focus ha detto che sono in arrivo dei bonifici, una parte dei ristori, e speriamo che arrivino, ma intanto ha parlato di questo dramma l'attore e regista Antonio Albanese nel film 100 Domeniche che è stato presentato al Cinema Edera di Treviso. Sentiamo. Bellissimo, bellissimo. Fa riflettere su quello che ci è capitato. Certamente, in questa zona qua poi. È una fortissima emozione, soprattutto perché questa è una terra molto ferita e credo che le persone abbiano apprezzato molto e credo che il film abbia dato voce anche a questo dolore, a questa sofferenza. Non sono in pochi ad asciugarsi le lacrime quando le luci si riaccendono e al Cinema Edera si ripiomba nel presente dopo aver visto narrato su pellicola il dramma di quanti hanno perso la dignità prima ancora dei risparmi con il crack delle banche popolari venete. Ce ne sono anche tra il pubblico di truffati assieme a tanti cittadini che tributano omaggio ad Antonio Albanese e al suo 100 Domeniche.
Ci lascia in parte l'amaro in bocca e la consapevolezza di una realtà difficile anche e soprattutto per noi veneti. Un'emozione che nel suo viaggio veneto ha catturato anche l'attore e regista. Momenti di grande emozione, di grande condivisione con il pubblico veneto, con il pubblico di Vicenza, di Treviso, di Montebelluna, di Padova. Cioè, un'emozione che è stata condivisa. Io ho realizzato questo film perché parla di umanità e quell'umanità io l'ho ricevuta, quell'umanità è arrivata grazie a 100 Domeniche e quindi sono veramente felice e di questo giorno lo definisco uno dei giorni più intensi della mia carriera perché è stato particolarmente emozionante. La storia di una fiducia tradita, di un futuro che crolla e della vergogna che molti provano ancora oggi e che ora si deve superare. Non ci si deve vergognare perché tendenzialmente le persone che sono state colpite da questa enorme vergogna sono le persone, sono i primi, sono quelli che sostengono e hanno sostenuto questo paese e quindi primi e si rimane primi. Servizio di Nicola Zanetti, vediamo una notizia dalla tribuna di Treviso, colpo grosso alla bottega di Pinarello, rubate bici per 250.000 euro. Il furto probabilmente opera di una banda proveniente dall'est Europa, si sarebbe verificato in 2 riprese nella giornata di giovedì 23 novembre nel negozio di Viale della Repubblica. Esasperato il titolare della Pinarello che ha detto a questo punto dovrò far ricorso ai vigilantes. C'è da stupirsi che non l'abbia fatto prima perché è la decima spaccata all'interno di questo negozio di Viale della Repubblica e noi siamo sempre andati sul posto per riportare notizie di questi furti fatti con apparente facilità da bande specializzate che arrivano dall'est, per cui ben vengano, io credo, i vigilantes e qualsiasi altro mezzo per fermare queste vere e proprie razzie ai danni di una grande marca ciclistica di Treviso. Andiamo in pubblicità, torniamo subito, grazie. La diocesi di Vittorio Veneto ha organizzato un incontro con Agnese Moro, figlia dello statista ucciso dalle Brigate Rosse, e gli studenti per parlare della cosiddetta giustizia riparativa. Sentiamo Nicola Marcato. Come potrei odiare Franco? È impossibile. Perché c'è una vita in mezzo. Agnese Moro, figlia dello statista rapito e ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978, seduta accanto all'ex brigatista Franco Bonisoli, insieme, fianco a fianco, per parlare di giustizia riparativa agli studenti degli istituti superiori di Vittorio Veneto. Secondo me la giustizia riparativa aiuta a sgombrare, a muovere, a disarmare i sentimenti che magari ci sono un pochino ancora, può darsi, ma non... e disarma anche il dolore. Seduti vicini, diventati amici, senza dimenticare il passato. Questo per Agnese Moro è il senso profondo della giustizia, un risultato ottenuto grazie al perdono. Perdonare è un motto dell'anima, aiuta le persone perché quando si subisce un torto si resta prigionieri di sentimenti fortissimi e terribili come rancore, rabbia, odio. Pensavo fossero mostri, fantasmi, ha ribadito Agnese Moro, invece sono persone. Come quando una studentessa ha rivolto una domanda a Bonisoli, entrato nelle BR a 19 anni, nell'agguato di Via Fani uccise un agente. Dopo lunghi anni di detenzione, Bonisoli ha intrapreso anche un percorso di giustizia riparativa. Volevo chiedere a Franco se gli ideali che avesse avuto al tempo sono ancora presenti oggi. Ho fatto le scelte della violenza per creare un mondo, pensando di creare un mondo migliore, questa era l'aspirazione. Oggi rifiuto decisamente la violenza per pensare a fare un mondo migliore. Vabbè, questi sono i terroristi che uccidono e poi vanno a fare convegni, scrivono libri, li ospitano, a volte li esaltano. Non credo sia, non credo sia molto educativo. Vediamo una
una bella foto di Gino Cecchettin con la figlia Giulia, l'ha pubblicata questa mattina su Facebook, è una foto molto bella, ce ne sono anche altre, vedete, a fianco, e nella didascalia c'è scritto: ecco il giorno del tuo 22esimo compleanno, ovviamente una foto che era stata scattata a Venezia. Torniamo a Bassano del Grappa, le 1000 luci di Natale che danno via alle feste, cerchiamo di rincuorarci con le luci natalizie, con i bambini, vediamo. 4, 3, 2, 1. Acceso l'albero, le luminarie, ci sono tantissimi bambini, famiglie, ci sono anche le casette di Natale e il vin brûlé, che anche queste feste natalizie possono avere inizio. Eva e Ilaria, avete cantato nel coro, com'è andata? Bene, molto bene. Vi siete divertite? Sì, molto. Tanto. Vi piace questo albero? Sì, veramente. È veramente molto bello. Cosa volete augurare a tutti i bassanesi per questo Natale? Un buon Natale che saranno tutti contenti e felici? E tu? Anche io. Che canzoni hai cantato? Tu scendi dalle stelle. Eravate in tanti bambini? Sì. Hai appena aiutato ad accendere l'albero? Sì. Sei emozionato? Sì. Possiamo dirlo, a Bassano sono iniziate le feste natalizie? Assolutamente sì, con l'accensione dell'albero, ecco. Non c'è Natale senza vin brûlé? Certo che ne fa tanto, è buono anche. È buono. E scalda soprattutto. Sì, ma la gente deve essere contenta perché sappiamo farlo, perché è buono, perché vogliamo bene a tutti. Inauguriamo queste feste natalizie col vin brûlé? Sicuramente. È buono? Certo. Il servizio di Sharon Di Carlo e il candore, l'innocenza dei bambini, le parole dei bambini riconciliano con la vita quando si è tristi e sconfortati da vicende che purtroppo dobbiamo continuare a seguire. Grazie a tutti, grazie a Italo Morau e Renato Cappoia in regia, e ci vediamo questa sera a Focus alle 21:15. Buona giornata.